chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá! E allora si avvicina al centro del campo la terna arbitrale, comandata, capeggiata, capitanata, insomma, per meglio dire, da Antonello Brandi, gruppo arbitri MSP. E allora andremo a chiamare i protagonisti di questa finale Crazy League 1 per 1, cominciando da Excalibur e chiaramente dal portiere in maglia numero 1 Marcello Messina. Salutiamo chiaramente con un applauso. Andiamo avanti con Excalibur col numero 10 Tiau Latte, che però ce l'abbiamo in panchina. E allora andiamo avanti col numero 4 Michele Braini. Proseguiamo poi col numero 9 Elvio Di Donato. Poi con la maglia numero 8 Cristian Morelli, che però è in panchina e ci saluta, per cui insomma rimane là. Col numero 5 Giulio Ciarmatore. Proseguiamo col 7 Marco Zolia, che però non arriva al centrocampo. Eccolo qua, cambiando passo, se l'è presa un po' più alla larga, diciamo. Col numero 2 Boris Milic. Poi abbiamo in maglia 13 Nicolò Mustacchi. E a chiudere la rosa il numero 12 Cristiano Destradi, che vedo presente qui nella lista. Squadra diretta in panchina da Cristian Morelli. Passiamo alla pizzeria da Modesto. Il portiere è il numero 12 Manuel Bacci. Poi in maglia numero 7 Alen Glavina, che però vedo a bordo campo. Col numero 11 Marco Buttazzoni, anche lui a bordo campo. Vediamo se siamo più fortunati col numero 8, che è Cristian Padovan, capitano. E lui sì, per forza, entra da lì. Col numero 4 Manuel Farfoglia, anche lui è a bordo campo. Allora andiamo avanti col 10 Francesco Marturano. Poi con la maglia numero 9 Manuel Alfieri, anche lui però è lì della panchina. E quindi col numero 6 proseguiamo con Cledi Calaia. Con il numero 2 in attacco temutissimo Santo Fazio. Proseguiamo col numero 5 Diego Radovini. E a chiudere la rosa a disposizione della pizzeria da Modesto il numero 3, che è Daniel Omari. E allora squadra a centrocampo, prepariamoci a vivere tra pochissimi istanti, dopo i saluti di rito, questa finalissima Crazy League 2014. A seguire ricordiamo un'altra esibizione della Vale per quanto riguarda la pole dance. E poi l'atto conclusivo, la finale regionale, la rivincita di mercoledì sera tra Termosoc SRL e Costa Lunga. Allora le squadre che smettono la maglietta bianca, la t-shirt Crazy Cup, cenno d'intesa di Brandi con gli assistenti. Ricordiamo fin qui decisi i titoli Crazy Girl con la vittoria delle Compagnucce 5-0 sulle Orsette del Cuore e poi il successo 3-2 di In The City, per cui Marturano e Omari che sono in campo adesso con la pizzeria da Modesto, che hanno battuto Hydro City per 3-2 appunto. Tra pochissimo via questa finalissima Crazy League. Partirà con Messina in porta Excalibur, con Braini difensore centrale, Mustacchi lì vicino a lui, a destra Zolia, a sinistra molto probabilmente Boris Milic, con Ciarmatore e Di Donato. Adesso entrano però anche gli altri componenti di Excalibur, anche Cristian Menichini, che poteva essere giocatore che poteva sconvolgere gli equilibri, però fermato da un brutto infortunio purtroppo. Adesso è in fase di ripresa, di recupero. Foto di rito per Excalibur. Ringraziamo il nostro Matteo Nedoc, uno dei fotografi ufficiali Crazy Cup, oltreconfini.com, sito ufficiale che propone giornalmente album fotografici di tutte le partite. Siamo ancora in diretta streaming in attesa che finisca l'Europeo di basket per collegarci anche in diretta su FVG Sport Channel, magari cosa che avverrà nel momento clou della serata, vale a dire nella finale regionale. Brandi intanto chiede il cenno d'intesa ai due portieri Messina e Bacci.
Tutto pronto per questa finalissima Crazy League, si può cominciare. Muove Excalibur il primo pallone con Mustacchi che ha servito Zolia. Subito Padovani in chiusura su Ciarmatore. Tempi da 25 minuti, ricordiamo, supplementari da 6 minuti ciascuno in caso di parità e shootout in caso di ulteriore parità al termine dei supplementari. Shootout che non sono altro che calci di rigore in movimento, partendo da centrocampo. Di Donato subito si smarca, Elvio Di Donato. Passano 30 secondi appena. Dormita però qui della pizzeria da Modesto. È giocatore che personalmente mi fa impazzire per come lavora la palla a spalle alla porta. E già così è pericolosissimo, se poi lo si lascia libero a pochi passi dal portiere avversario non perdona. E allora 30 secondi appena per assistere alla prima giocata vincente di questa finalissima. E Santo Fazio brutto cliente da dover gestire. Passaggio però che adesso non si concretizza, può partire Di Donato che punta all'area avversaria, ha spazio per il destro che parte, Bacci. Prima grandissima parata. Bolide di destro sporcato dal numero 5 avversario Radovini. Adesso rimessa laterale per Milic, Di Donato sfugge il controllo, parte Marturano in contropiede. La frenata su Zoli, arriva Padovana a sinistra ad accompagnare, tocco sulla corsa. Prova il capitano ad andarsene, a sfuggire a Mustacchi, sinistro che parte. Palla fuori. C'è stata però una deviazione, credo di Mustacchi oltre che di Messina. E allora 2,5 sul cronometro, si ripartirà col calcio d'angolo per la pizzeria da Modesto. Partenza scioccante però per i biancoverdi. Sotto di un gol dopo meno di 30 secondi, Elvio Di Donato a bersaglio. Adesso Brandi che ferma tutto, vuole vederci chiaro. C'è stato l'assistente che ha segnalato qualcosa, porta non abbastanza allineata. Sul gol partita nella finale precedente è stata spostata da quelli di Hydro City con un gesto di stizza. Parte finalmente questo corner, Omari, Zolia su di lui. L'ultimo tocco è proprio biancoverde, allora si lancia velocissimo Mustacchi in contropiede destro, Bacci non la tiene e arriva Di Donato, ancora lui. Primo su questo pallone vagante, deviazione leggera ma forse decisiva di Cristian Padovan. Che partenza di Excalibur, 3 minuti e mezzo, 2 gol, entrambi di Elvio Di Donato. E poteva essere tranquillamente lo spauracchio numero 1. Mentre sul cielo che sovrasta il campo 1 si alza anche il drone, novità di questa edizione 2014, telecamera delle riprese aeree. Vedremo poi in fase di montaggio che immagini ci avrà saputo regalare questo marchingegno manovrato da Mattia Milazzi. 13 sul cronometro, è sempre 2-0 per chi è in possesso palla. Di Donato, Di Donato, facile il computo dei marcatori. Eccolo qui in possesso palla, grande controllo su Radovini. Altra serie di finte, vuole disorientare anche Calaia, Mustacchi di prima intenzione, Ciarmatore. La chiama Milic, la riceve Zolia. Poi pallone filtrante, ancora Mustacchi che riesce ad andarsene, scarico per Ciarmatore, palo clamoroso. La gioca con grande lucidità Excalibur, trova troppi spazi però in questo primo tempo. Quasi 14esimo. Esce Radovini ed entra Alen Glavina. Primo cambio per la pizzeria da Modesto. Quarto d'ora di gioco, Santo Fazio per riaprire la sfida e portarla sul 2-1. Il numero 2 biancoverde contro Messina. Arriva il fischio di Brandi, parte Santo Fazio. Finge l'apertura del piattone, lo chiude all'ultimo, spiazza il portiere, 2-1. È ancora in vantaggio Excalibur, ma adesso pizzeria da Modesto si rifà sotto. E chiaramente con la firma del giocatore più prolifico in assoluto nei biancoverdi, questa edizione Crazy League. Il rigore di Santo Fazio. E adesso piazzato con Padovan sul punto di battuta. Occhio a Fazio e Buttazzoni con Omari lì vicino all'area piccola. Arriva il fischio di Brandi, sinistro di Padovan. Pallone che passa in uno spazio impossibile. E alla fine inganna anche Marcello Messina. 4,5 all'intervallo, salvo recupero.
e il recupero per il momento lo effettua la Pizzeria da Modesto, che adesso è sul 2-2. La punizione del capitano dopo il penalty realizzato spiazzando il portiere da Santo Fazio. 2 palle inattive, 2 gol. Modesto risistema le cose. Sale di tono anche questa finale. Ancora Di Donato. Va a puntare nuovamente Glavina. Tocco verso Ciarmatore, limite dell'area. Arriva il raddoppio di Buttazzoni e Padovan. Ancora tocco dentro di Mustacchi. Intercetta proprio Padovan. Marturano perde l'equilibrio e anche la palla. Ciarmatore, spazio per il destro, lo prova, rasoterra, Bacci! La palla sfugge al portiere, finisce in rete. Beffa atroce per uno dei migliori portieri visti quest'estate a Borgo. Anche i migliori almeno una volta sbagliano e Bacci l'ha fatto in questo momento. 21:30 il destro di Ciarmatore, non ce ne voglia il numero 5 maglia blu, ma non era proprio irresistibile. È stato però sufficiente a riportare in vantaggio Excalibur, che trova subito il gol del nuovo vantaggio. Adesso occhio a Milic che accelera, bravo Glavina però, ottimo timing per la scivolata. Modesto che aveva impattato dopo il doppio svantaggio e poi è scappata subito di nuovo in avanti però Excalibur. Mustacchi adesso, libero, molto bene, Ciarmatore servito a destra, la finta su Padovan, Ciarmatore! Bacci ritorna sui suoi standard con una grande parata e poi Marturano subisce la sbracciata fallosa di Mustacchi secondo Brandi, non ci sono pause. Ancora ripreso il gioco con Glavina che va teso da Santo Fazio, palla imprendibile per lui. Cenno di fair play tra i due. Adesso sale il tono agonistico anche di questa finale. Brandi colpito da questo cambio di Glavina. Di Donato prova ad approfittarne, 1 contro 1 con Padovan, destro con l'interno, almeno questa era l'intenzione. E invece ciabatta un po' Elvio Di Donato, anche questa soluzione un po' insolita. Lui di solito è un killer là in area di rigore. Brandi per il momento dice che possono andare a prendere un po' di respiro le due squadre. Si chiude il primo tempo di questa finalissima Crazy League e abbiamo Excalibur che si trova in vantaggio 3-2. Scappata sul 2-0 la squadra in maglia blu con 2 gol di Donato dopo 30 secondi e dopo 3 minuti. Poi al quarto d'ora rigore di Santo Fazio, al 20esimo punizione di Padovan per il 2-2, ma subito dopo in pratica al 21esimo è arrivato il gol di Ciarmatore con complicità di Manuel Bacci che manda all'intervallo Excalibur in vantaggio per 3-2. E ora pochissimi minuti e poi la ripresa di questa finale Crazy League. Allora ci siamo, ultime direttive del signor Antonello Brandi, gruppo arbitri MSP, cenno d'intesa con i portieri Bacci e Messina. Sta per ripartire questo secondo tempo e si ricomincia. Finalissima Crazy League, ancora 25 minuti, vedremo se basteranno, se ci vorranno 2 supplementari da 6 ed eventuali shootout per decidere la vincitrice di questa Crazy League 2014. Primo tempo che vede i blu di Excalibur avanti 3-2, 2 volte Di Donato e Ciarmatore. Adesso però subito Buttazzoni per il 3-3, Messina dimostra perché è uno dei migliori portieri di questa stagione. Riparte Ciarmatore in contropiede, cerca il destro dalla grande distanza. Subito gran ritmo in apertura di ripresa, Mustacchi da fuori, bolide clamoroso. Poi Ciarmatore e Glavina, commette fallo Ciarmatore secondo Brandi, gamba tesa. Efficace però il raddoppio avversario con Padovan che con la punta prolunga questo pallone, preda però di Mustacchi. Aspetta qualche compagno, trova Di Donato da centravanti Boa, si gira su Glavina che va duro sul contrasto, la palla resta lì, Bacci si oppone col corpo e poi completa con Padovan. Subito lungo Manuel Bacci da Santo Fazio, Braini altissimo. Numero 7, protagonista anche lui di una grande prestazione in semifinale. Mentre Calaia taglia il campo verso Buttazzoni, di testa ci arriva. Messina però battezza bene la traiettoria, fa un paio di passi indietro in sicurezza. Adesso pallonettino di Zolia, si defila Di Donato, Glavina lo segue come un'ombra. Ancora Glavina che vince l'1 contro 1 con Di Donato. Non ha compagni liberi però il numero 7 si libera molto bene di Zolia con una bella frenata. Calaia
Un po' di spazio con l'esterno, secondo palo Braini, decisivo. C'era già Santofazio che pregustava la doppietta e invece deve strozzare in gola l'urlo per il gol. Sarà calcio d'angolo per Modesto. Marturano, Buttazzoni anticipato, poi girata di Santofazio. Bravissimo Mustacchi. Adesso Marcello Messina va lungo con le mani da Elvio Di Donato, di testa prolunga. Ciarmatore però era dalla parte opposta, non può ricevere. Adesso Brandi che non riesce a spostarsi in tempo, Marturano non riceve, c'è Mustacchi allora su Ciarmatore. Riceve ancora Mustacchi, sinistro! Pallone fuori di un soffio. Stava per approfittarne alla grandissima qui Excalibur. Marturano che si spiega con l'arbitro. Anche un po' sfortunato questo quadretto, questo episodio. Costretto a scaricare ancora sul numero 6. Marturano punta Mustacchi, serie di finte. L'ultimo tocco è proprio di Marturano. Santofazio difende alla grande il pallone. Zoglia lo tocca per un attimo. Ancora Fazio, idea dentro per Padovan. Occhio che c'è Buttazzoni. Padovan se ne va sul destro. Incredibile. Pallone che attraversa tutta l'area piccola. Marturano ha un passo dalla linea di porta. Non riesce nel tap-in. Occasione colossale qui per la pizzeria da Modesto. Si salva Excalibur. Adesso Di Donato in mezzo a due. Brandi non se la sente di fischiare. Scatenando le ire dei compagni dell'attaccante in maglia blu. Marturano incespica sul pallone, Zoglia recupera, poi entrata pesantina di Calaia. Si continua però perché la palla ce l'ha Mustacchi che carica il destro. Improvvisa la sua bordata, palla fuori, mani sul viso per il numero 13. Altra grande occasione, comunque si sprecano le palle gol da una parte e dall'altra. Questo tutto a beneficio dello spettacolo. Adesso Glavina per Padovan. Morelli chiede a Ciarmatore di tenere poca distanza su Marturano. Nel frattempo però Excalibur non si fa pregare e più che concentrarsi in fase difensiva riesce a graffiare là davanti. In mischia tocca Di Donato, l'ultimo però decisivo tocco è di Mustacchi. E allora 10 minuti sul cronometro, arriva il gol del 4-2 per Excalibur. Realizza Nicolò Mustacchi, gol più facile del mondo se vogliamo, però lì bisogna esserci. Padovan. Molto compatta però la squadra blu. Adesso l'1-2 tra Calaia e Padovan, intercetta Ciarmatore, recupera Mustacchi. Era partito Zoglia, preferiscono non forzare quelli di Excalibur. Milic riesce a toccare, pallone non preciso ma raccolto da Zoglia che se ne va con un gran numero. Supera due giocatori nello stretto, scarica su Mustacchi che ha libertà, un po' di spazio, tocco dentro per Di Donato. E adesso Di Donato col destro, Manuel Bacci si salva di piede. 14° minuto, vicino al quinto gol Excalibur. Mentre Eleonora Kness dell'Infopoint mi ha già portato le formazioni della finalissima regionale, ma quelle andremo chiaramente a elencarle a tempo debito. Rimessa laterale ancora per Glavina. Va sul secondo palo, Messina. Poco più che bere un bicchiere d'acqua questa presa per lui. Poi Di Donato sfugge il controllo. Più falloso del solito tecnicamente parlando questa sera Elvio Di Donato, che comunque nonostante questo la doppietta l'ha messa in ogni caso, confermandosi vero cecchino nell'area di rigore avversaria. Adesso il recupero di Braini, Di Donato che controlla, arriva la finta col destro sul primo palo e l'abbiamo appena adesso criticato. Di Donato ci ricaccia in gola la critica con la tripletta personale e il gol che probabilmente ipoteca il successo in Crazy League. Tripletta per lui, 17° minuto, 5-2 Excalibur, che adesso toglie Mustacchi inserendo Thiaou Lattè, la sua velocità negli spazi in questo finale.
Niente da fare stavolta per Manuel Bacci, assolutamente incolpevole. Prova questa palla dentro la pizzeria da Modesto senza trovare il gol. Di Donato dalla parte opposta, esalta ancora Bacci. Andremo a vedere se cercheranno la porta direttamente da lì o magari un tiro nel traffico cercando una deviazione. Parte Alfieri, destro a rasoterra. Deviazione arriva ma non dalla parte che volevano i biancoverdi. Recupera comunque adesso Farfoglia, Buttazzoni, arriva Braini al posto di Messina, forse intervento di entrambi, poi Marturano passa sfondando il primo avversario, non il secondo, destro deviato, calcio d'angolo, prova a premere adesso disperatamente la pizzeria da Modesto. Il calcio d'angolo morbido verso il centro dell'area, Buttazzoni si infila, non riesce però l'impatto vincente. E vediamo le ultime risposte possibili per la pizzeria da Modesto, almeno per avvicinarsi ulteriormente, per diminuire lo scarto. Ormai il tempo è scaduto, Marturano con Lattè. Resiste il numero 10, vuole superare anche Di Donato che però tiene botta e governa il pallone. Conquista il fallo, bel gesto tra i due, non c'è animosità. Esito della gara ormai abbastanza definito. Brandi ha il fischietto in bocca, però ancora qualche istante fa giocare. Altra occhiata al cronometro, tiene palla Excalibur, non c'è più tempo. I campioni di questa Crazy League 2014 sono la squadra in maglia blu, sono Excalibur. Il gol del 5-2, anzi i gol che hanno sancito questo 5-2. Due reti di Di Donato in 3 minuti, subito 2-0 Excalibur. Poi Santo Fazio e la rete di Padovan portano tutti sul 2-2 prima dell'intervallo. Ma poi Ciarmatore, sempre prima del primo tempo, arriva a fare il gol del 3-2 per i suoi. Nella ripresa, partita molto equilibrata. Mustacchi al 10° e Di Donato al 18° fissano il definitivo punteggio sul 5-2. E allora dopo In The City, dopo le orsette del cuore, quindi Crazy Replay e Crazy Girl, ha segnato anche il terzo titolo della serata Crazy Cup con la vittoria di Excalibur 5-2 sulla pizzeria da Modesto. Tra pochissimi minuti la grande rivincita. Ci si giocherà però il titolo regionale e non più cittadino tra Costalunga e Termosoc SRL. Solo allora una brevissima pausa e poi prepariamoci a vivere, sperando che il clima ci conforti e non ci scarichi tutta l'acqua che promette sulla testa. Prepariamoci appunto a vivere questa grande finalissima Crazy Cup regionale.